Euroregione News. Macoriadi, il diabete vince a Codroipo la giornata del malato 2019. Assolutamente vincente l'idea di Angelo Macor di organizzare, in occasione della giornata del malato, un convegno dedicato al diabete. Se poco si parla di diabete tipo 1, quello dei bambini, nulla viene comunicato solitamente in relazione al tipo 2. I dottori Alberto Comici dell'ospedale di San Daniele del Friuli per il diabete infantile e Paolo Bordin, internista cardiologo che da 30 anni si occupa di diabete negli adulti, hanno saputo mantenere l'attenzione del pubblico con informazioni molto importanti che dovrebbero essere comunicate a tutti. Mettersi a fare tecnologia è un impegno, non dico un rischio, ma un impegno. Educare un diabetico alle tecnologie vuol dire essere disponibili. Faccio un esempio, la legge del Friuli Venezia Giulia dice: se io ti metto un micro, per 3 giorni ti devo dare reperibilità 24 ore al giorno. Allora, nel mio reparto sono solo io che faccio diabete, quindi quella reperibilità la faccio io, col cellulare acceso, più di 3 giorni di solito. Allora, vede, è un impegno. Secondo me bisogna premiare chi ha il coraggio di andare avanti. Il diabete finirà qua. Ormai nel mondo il 90% dei diabetici, bambini diabetici, ha un monitoraggio in continuo, ce l'ha. Il 90% ha una forma di monitoraggio, il 40% ha un micro. Noi a San Daniele siamo su quelle percentuali, altre realtà molto meno. Io posso parlare di chi ci crede, io sono uno che ci crede nelle tecnologie. Vediamo chi vince la sfida. Allora, i grandi devono fare una vita sana, che vuol dire muoversi e mangiare in maniera sana ed equilibrata e avere un peso non esagerato. Queste sono le cose fondamentali che valgono sempre per tutti. E poi la ricerca mirata di un eventuale problema di glicemia viene riservata a persone che hanno qualcosa in più, cioè qualche fattore di rischio che può predisporre al diabete, grande obesità, altri parenti stretti con diabete o storia vecchia di una gravidanza complicata con diabete gestazionale o una appartenenza a un gruppo etnico a rischio. Ecco, questi sono, diciamo, dei segnali di avvertimento in particolare. E poi ci sono i sintomi, evidentemente, cose strane che possono succedere: calo di peso, tanta fame, tanta sete, tanta pipì. Questo deve indurre a chiedere un parere a un sanitario per vedere se c'è qualcosa che non va. Insomma, la vita di tutti è complicata e diventa sempre più complicata. A molti problemi c'è una soluzione, però a patto di non evitare il problema. Cioè, uno che fa una vita complicata e degli orari strani ha una difficoltà in più, che è gestibile, ma questo richiede un lavoro in più di accettazione, di attenzione e di conoscenza, e bisogna fare questo lavoro. Si parla del sensore per il monitoraggio continuo della glicemia, che, diciamo, la versione più basic costa 1.000 euro all'anno. Chi paga questi 1.000 euro? Cioè deve essere un costo giustificato da una utilità di questa cosa. Allora, pochi diabetici tipo 2 hanno utilità ad avere questo strumento in più, e quindi utilità che giustifica il fatto che paghi il Servizio Sanitario Nazionale. Ovviamente uno può decidere di pagarlo di tasca sua, però a parte lo strumento che si può usare o non usare, il punto decisivo è: io per il mio problema sto facendo tutto quello che bisogna, che è bene fare? La macchinetta eventuale più o meno sofisticata ed evoluta è una parte della gestione del problema, quindi bisogna fare le cose con il giusto metodo. Il microinfusore è riservato a persone che fanno terapia insulinica intensiva più volte al giorno, e sono questi dei diabetici di tipo 1, sicuramente, perché non è facile gestire un microinfusore, richiede un addestramento, una conoscenza e una motivazione che non è da tutti, cioè non è una cosa, diciamo, che si fa per comodità, è una cosa che può essere comoda, che si fa per dare una risposta moderna a un problema molto grave. Allora, i sintomi, diciamo, chiari di un diabete scompensato sono calo ponderale, eccessiva sete, eccessiva fame, eccessiva produzione di urine. Poi ci sono altri sintomi collaterali che possono far sospettare una qualche complicanza.
dolori al petto durante sforzo o alle gambe durante attività fisica o marcia possono far ipotizzare la presenza di un'ischemia, e questa è una cosa seria da valutare. Problemi della sensibilità alle mani e ai piedi possono far pensare a una alterazione dei nervi della sensibilità, che è una cosa seria. Alterazione degli esami delle urine e della funzionalità dei reni possono far rilevare una sofferenza renale, che è una complicanza seria del diabete, eccetera. Una 3 giorni dedicata anche allo spirito, oltre che alla materia scientifica, con una messa che tradizionalmente si svolge presso l'ASP Daniele Moro di Codroipo, e la giornata del malato si concluderà con una dedica fatta dalla parrocchia di Santa Maria Maggiore a tutte le persone che si trovano in difficoltà, e devo dire che purtroppo ogni anno la numerosità, visto l'afflusso al Duomo di Codroipo, aumenta. Consiglio a tutti di partecipare anche se si sta bene, proprio perché si riesce a capire quanto le persone in difficoltà non si conoscano tutte, ma quanto esse abbiano bisogno del sostegno non solo delle istituzioni ma anche dei cittadini. Grazie quindi anche a chi ha ideato questa 3 giorni, Angelo Macor, che assieme alla sua famiglia ha avuto questa bellissima idea, e col supporto dell'amministrazione comunale, dell'ASP Daniele Moro e della parrocchia Santa Maria Maggiore riesce a sostenerla ogni anno. Il ruolo dei sindaci non è solamente quello di ascolto, di attenzione nei confronti della propria cittadinanza, per quello che riguarda anche le malattie e quindi l'attenzione nei confronti di questi problemi, ma anche sostenere queste splendide iniziative che sostanzialmente partono dal volontariato, che organizzano, grazie all'aiuto delle istituzioni che ovviamente sono sempre vicine, queste serate. E si riscontra sempre di più che questo tipo di partecipazione, di riunioni sono sentite, e queste sono propedeutiche affinché le istituzioni a tutti i livelli prendano atto e siano consapevoli di queste esigenze che vengono, se vogliamo dire, dal basso, e quindi attivarsi in tutti i modi per sostenere questo tipo di iniziativa. Come detto stasera, hanno un'importanza fondamentale non solo per quello che riguarda l'aspetto divulgativo, ma anche per quello che riguarda il fatto di prevenire alcune malattie, con sicuramente un contributo alla persona in primis per il suo stato di salute, oltre che avere una ricaduta sociale migliore. E quindi ringrazio anch'io nuovamente tutte le persone che hanno partecipato, i relatori e quanti hanno contribuito a questa 15ª edizione. Dal Medio Friuli per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione News.